Porte aperte oggi alla CGIL, un momento in cui tanti soci, tanti amici, tanti colleghi sono venuti qui spontaneamente dopo quello che è successo stanotte a Roma, insomma tanta solidarietà. Segretario. Dopo i tristi eventi delittuosi di ieri sera a Roma, la grande risposta dei lavoratori, dei cittadini, delle associazioni, di quel tessuto sociale del nostro Paese vivo, forte, pronto a lottare contro un gruppo di pazzi perché ancora inneggiano al fascismo e al nazismo dopo tutto quello che è successo nel tragico ventennio. La CGIL c'è, la CGIL è forte grazie alla presenza del sindacato unitario. Sabato prossimo CGIL Gisle Willy scendere in piazza contro questi nostalgici. La grande presenza dei cittadini e delle istituzioni e delle associazioni ci rincuora perché siamo presenti e manderemo ancora, rigetteremo questa provocazione e questo attacco di questi gruppi che ancora oggi godono anche dell'immunità del governo che tollera associazioni di delinquenti, associazioni di fascisti. Noi andremo a Roma sabato prossimo per chiedere lo scioglimento nel rispetto della Costituzione di questi gruppi che si richiamano ancora e inneggiano al fascismo. Anche il messaggio del prefetto che lei ha letto qui durante il suo breve intervento è stato molto importante. Mi ha emozionato perché questo prefetto di Agrigento sin dal suo insediamento ha dimostrato di essere presente nella società, di caricarsi spesso problemi che non competono, ma per rispetto al ruolo che ha è sempre gentile, è sempre disponibile, è sempre presente e ci aiuta a risolvere tante vertenze. Essere stata presente, aver voluto testimoniare la sua presenza in questo momento tragico, difficile per tutti noi del sindacato, dei lavoratori, è stato salutato con un grande applauso e ne approfitto per ringraziarla.